Domani l'anniversario della tragedia della Marmolada. Ad un anno dal crollo costato la vita a 11 persone, 8 i veneti. Si riapre il dibattito sulla chiusura della montagna. Intanto continuano i controlli e i monitoraggi sulla Marmolada che testimoniano il progressivo ritiro ed assottigliamento del ghiacciaio. L'esperto entro qualche decina d'anni scomparirà. Un 59enne di Favaro era uscito in solitaria per una scalata, è stato trovato morto ai piedi della parete di roccia che stava scalando. La tragedia stamane in Val Schievenino. Il fondatore dell'associazione Furti in Corso avverte sugli errori da non commettere in estate. I ladri spesso spiano le mosse prima di colpire. Presto un incontro con la polizia locale di Treviso. Nella Marca mancano almeno 300 panificatori, la più sguarnita la Castellana. La categoria corre ai ripari, disposti anche ad adeguare l'orario di lavoro per venire incontro alle esigenze. Torna la discesa folcloristica del Sile, tra ironia e doppi sensi, a pagaiare anche 12 sindaci della Marca trevigiana al motto di siamo tutti sulla stessa barca. Serata di gala e bellezza ieri a Venegazzù per la nuova edizione della Forza in Passerella. 46 donne che hanno vissuto un percorso oncologico hanno sfilato per raccogliere fondi a favore della Lilith. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Domani l'anniversario della tragedia della Marmolada. Ad un anno dal crollo costato la vita a 11 persone, 8 erano veneti. Si riapre il dibattito sulla chiusura della montagna. La Marmolada, un anno dopo il crollo che causò 11 vittime, 8 erano venete. La ferita sul ghiacciaio è ben visibile, uno squarcio enorme ed aperto sulla valle, come la cicatrice che non potremo mai dimenticare, citata dal presidente del Veneto Luca Zaia, rimarcando la necessità di rispettare e proteggere la montagna. Sono i giorni del ricordo, delle commemorazioni per quelle 11 vittime spezzate in una calda domenica di sole. La regina delle Dolomiti è lì, meravigliosa e fragile. Ma sono sentimenti contrastanti, c'è ancora l'emozione per quelle tensioni, per la tragedia che è avvenuta un anno fa e c'è il sentimento anche di bellezza, basta guardarsi intorno e vedere come la montagna, quella Marmolada sia bella. Quindi ecco questo contrasto che un po' stride, però ecco, fa parte un po' di quello che è la montagna stessa, gioie e anche dolori. E l'anniversario della tragedia riaccende il dibattito sui provvedimenti da prendere durante l'estate. Sulla scorta anche dell'esperienza l'anno scorso dovremo fare dei provvedimenti per limitare alcuni settori della Marmolada. Non vogliamo parlare e non parleremo di zona rossa, di chiusura, ma soltanto di verificare che alcuni sentieri possano essere percorsi in sicurezza. Il rischio zero non esiste in montagna, rincalza il sindaco di Roccapietore, secondo il quale chiudere tutto non è la soluzione. I montanari sanno bene che le montagne possono creare questi problemi, cioè in tutta l'estate del 2022 saranno stati almeno 10 i casi di frane e di parti di roccia che si sono staccate dalle nostre montagne, anche sulle famose tracime di Lavaredo. La Marmolada ha avuto questa purtroppo grande sfortuna che sotto c'era una comitiva perfettamente attrezzata, perfettamente preparata, che però la sventura ha voluto che in quel momento fossero proprio in quel luogo. Nel dibattito interviene il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che invita a mettere da parte le ideologie. Serve il giusto mix e non deve vincere né l'ideologia di chi vuole per forza il turismo di massa senza regole, senza precauzioni, e né di chi dice che le montagne devono essere chiuse. Le montagne non possono essere chiuse. In qualche modo ce l'hanno insegnato chi le ha sempre vissute e anche quei ragazzi che stavano vivendo la Marmolada. Intanto continuano i controlli e i monitoraggi sulla Marmolada e testimoniano il progressivo ritiro ed assottigliamento del ghiacciaio. Sentiamo le parole di Sergio Benigni, responsabile della prevenzione rischi della provincia di Trento. C'è uno spessore di neve un po' di più di quello dell'anno scorso, insomma caduta negli ultimi mesi primaverili, marzo, aprile, e anche però dell'acqua superficiale. C'è già la neve in fusione, quindi l'acqua superficiale percola e scorre sulle placche rocciose sotto la zona del crollo. Il ritiro del ghiacciaio è un dato di fatto, nel senso che appunto negli ultimi 3 anni la superficie del ghiacciaio si è ridotta
molto di più, cioè non proporzionale rispetto alla media degli ultimi 20 anni, che era di 5 ettari all'anno. Negli ultimi 3 anni siamo arrivati addirittura a perdere una superficie di 9 ettari. Abbiamo rilevato spessori del ghiaccio pari in un transetto di 26,7 metri, quindi quasi 30 metri insomma, di spessore di ghiaccio. Ma non è molto, perché con la tendenza attuale, la perdita di spessore annua che rileviamo, insomma, in qualche decina d'anni il ghiacciaio potrebbe anche sparire. E ancora una tragedia della montagna è accaduta questa mattina a Quero Vas, nella valle di Schievenino. Un uomo di 59 anni, Stefano Cattelan, veneziano di Favaro Veneto, esperto scalatore ed appassionato della montagna, è caduto sbattendo la testa da una delle pareti della palestra di Roccia, un luogo molto frequentato durante i weekend estivi. A dare l'allarme attorno alle 9:20 di questa mattina è stato un gruppo di escursionisti che aveva visto una corda che pendeva dalla roccia e successivamente il corpo di un uomo esanime a terra. Sul posto sono stati inviati l'elicottero di Treviso Emergenza, atterrato all'imbocco della valle, ed una squadra del soccorso alpino. Quando i soccorritori sono arrivati, purtroppo per l'escursionista non c'era nulla da fare. La salma è stata riportata a valle, sono in corso indagini per accertare la dinamica della tragedia. Ed ancora cronaca, un 19enne di Maserata sul Piave è stato denunciato dai carabinieri di Treviso. È lui il quinto giovane che aveva partecipato alla rissa avvenuta nella tarda serata del 22 giugno scorso in via Grande a Carbonera, durante la quale un 16enne era stato colpito da una coltellata alla schiena sferratagli con una lama da uno dei contendenti. Gli altri 4 ragazzi, tra cui 2 feriti, erano già stati identificati dai carabinieri intervenuti subito dopo l'accaduto. I militari dell'Arma avevano rinvenuto tra la vegetazione del canale attiguo al luogo della rissa un coltello a serramanico con tracce di sangue lungo 20 cm che è stato sequestrato e una pistola tipo soft air, 2 biciclette ed un paio di smartphone. Gli oggetti trovati sul posto sono stati sequestrati. Tutti i ragazzi sono stati denunciati per rissa aggravata, lesioni gravi e porto d'armi ed oggetti atti ad offendere. Ed ora torniamo a Mogliano per parlare della ex Nigi, dopo le richieste che sono state avanzate ieri da 9 associazioni di categorie imprenditoriali all'amministrazione comunale sul futuro appunto dell'area ex Nigi. Area ex Nigi a Mogliano. Ieri, con un documento contenente le osservazioni alla variante del PAT, 9 associazioni imprenditoriali della Marca hanno mandato precise richieste all'amministrazione comunale. Chiaro il messaggio: sì al recupero, ma no all'insediamento di nuove strutture commerciali medio-grandi come ipermercati o centri commerciali, dei quali il territorio è già saturo e che mettono in crisi il commercio al dettaglio. Oggi il sindaco risponde. Io voglio adesso incontrarle, quelle associazioni, perché hanno capito male quello che si vuole fare in quell'area. Voglio sentirle, voglio spiegar loro che si tratta di una rigenerazione, di un'archeologia industriale che viene completamente restaurata, dove all'interno troviamo anche lo spazio per fare la nuova caserma della polizia locale, la nuova sede della protezione civile, quindi servizi importanti per la città. Poi tra l'altro non capisco, alcune associazioni a livello locale hanno espresso un parere positivo, a livello provinciale hanno cambiato il loro parere, sembra che la mano destra non sappia quello che faccia la sinistra. Una variante, quella portata avanti dall'amministrazione, che, dice il sindaco, non va ad aumentare la superficie. Con questa variante al PAT noi andiamo a ridurre sostanzialmente quello che è in città la previsione di nuova superficie commerciale, perché passiamo dai 5.000 metri quadri previsti con il PAT attuale a 4.000 metri quadri futuri. Parliamo ora di furti, con molte famiglie che stanno partendo per le vacanze. Nell'ultima settimana sono stati diversi gli episodi, da Roncade a Villorba fino a Conegliano. A breve potrebbe partire una collaborazione tra la polizia locale di Treviso e l'associazione Furti in Corso, sulle pagine della quale compaiono quotidianamente importanti segnalazioni.
Il raid di Roncade con Via Rocco presa di mira per 2 pomeriggi di fila, prima le auto parcheggiate, poi le case. Il tentato furto a Villorba, dove i ladri, così come a Monastier, si sono introdotti in casa con i proprietari all'interno. L'episodio con conseguenze ben più tragiche di Conegliano, dove con tutta probabilità i ladri sono stati sorpresi. In quel caso la tesi più accreditata è che si siano introdotti nella casa di Margherita Ceschin salendo sull'auto della vittima, parcheggiata proprio sotto al terrazzino. È il presidente fondatore dell'associazione Furti in Corso, Christian Demma, sulla cui pagina social fioccano segnalazioni ed avvertimenti ormai quotidianamente ad avvertire. Ci stanno dietro, loro ci guardano, sanno le nostre abitudini. Si deve dire questa cosa perché non è più un tabù, perché sembra che non si possa dire per creare agitazione, ma in realtà lo sappiamo. Dalla scala lasciata al muro per finire un lavoro iniziato il giorno prima alla porta finestra aperta per far prendere aria alla casa. Purtroppo quella scala lì è un regalargli un aiuto a chi può venire su e entrare facilmente in casa e coglierci di sorpresa. Mai banalizzare su una segnalazione, è quello che va detto, cioè è veramente le cose più semplici aiutano i carabinieri e la polizia a darci una mano. Intanto, conferma Demma, il numero di dispositivi di allarme in dotazione nelle abitazioni è quintuplicato negli ultimi anni. C'è un grande bisogno di sicurezza. L'associazione, che da anni promuove incontri sul territorio anche per sensibilizzare contro le truffe, potrebbe presto essere ricevuta al comando di polizia locale di Treviso per avviare una collaborazione che permetta interventi sempre più tempestivi e di prevenzione sul territorio. Perché anche il cittadino può fare molto di più dando una mano attivamente alle forze dell'ordine. Ed ora parliamo di lavoro, mancano professionalità soprattutto per i lavori stagionali e tra i vari mestieri in cui si fa più fatica a trovare risorse umane c'è quello del panificatore. Secondo la categoria in provincia di Treviso ne mancano almeno 300. Sei in cerca di un lavoro? Nei panifici della Marca ce n'è da vendere, soprattutto nella zona della Castellana. A confermarlo il presidente del gruppo panificatori di Confcommercio Treviso, Tiziano Bosco. In tutto il territorio provinciale ne mancano almeno 300. Nella Marca ci sarebbe bisogno almeno 300-400 lavoratori da qui a fine anno. E tenete conto che le scuole professionali, che sono 2 in provincia di Treviso, Lancenigo e Oderzo, ogni anno che sfornano i ragazzi che escono dalle scuole trovano subito lavoro. La situazione è drammatica comunque nelle zone di villeggiatura, quindi nelle spiagge in montagna, dove veramente le aziende fanno fatica a soddisfare le richieste di lavoro. Una richiesta talmente alta da convincere l'associazione a muoversi su più fronti. Da un lato stringere accordi con le scuole del territorio come l'Istituto Alberghiero Maffioli, dall'altro adeguare gli orari del lavoro ai lavoratori, le cui esigenze, spiega Bosco, sono completamente cambiate, così come quelle del consumatore. Il nostro lavoro adesso si sta spostando più durante la giornata. Gli orari di notte stiamo cercando di abbandonare il più possibile, anche se, a dire la verità, qualcuno ci dice che lavorare di notte è comodo perché comunque poi hai il pomeriggio per dedicare ai propri hobby e ai propri interessi. Panificatori che hanno reagito al crollo del consumo di pane degli ultimi 20 anni. Era 1 chilo pro capite negli anni 60, oggi si attesta intorno ai 50 grammi a persona. Non vengono più ad acquistare il pane la mattina presto, ma preferiscono quando escono dal lavoro alla sera e magari prendere anche la pizzetta, un aperitivo per la cena. Quindi sì, stiamo adeguando sia alle richieste dei nostri lavoratori ma anche della clientela. E la carenza di personale è anche uno dei problemi più gravi della sanità in questo periodo. Se ne è parlato in un convegno organizzato dalla CISL. Il punto sulla situazione della sanità nella Marca. Liste d'attesa, rapporto tra sanità pubblica e privata, carenza di medici e infermieri. Sono i pensionati della CISL ad aprire i lavori al convegno organizzato a Castelfranco Veneto, che ha visto anche la presenza del direttore generale Francesco Benazzi. Abbiamo il dovere di dare risposte, ha detto Benazzi. La percezione tra i cittadini è che la sanità non funzioni. Per il sindacato CISL bisogna partire recuperando i 35 miliardi destinati alla sanità, che sono stati tagliati prima del Covid. Abbiamo carenza di medici di base, carenza di medici e operatori sanitari nelle strutture sanitarie. Abbiamo la necessità che arrivino risposte per dare
sostegno alla richiesta dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati che sono sempre più in difficoltà perché non riescono a sostenere le spese sanitarie. Abbiamo problemi nelle liste d'attesa. Noi stiamo come sindacato cercando di fare il più possibile, primo per mantenere quelli che abbiamo all'interno del sistema, secondo per incentivare i giovani ad affrontare questo percorso di studi sia per quanto riguarda la figura dell'operatore sociosanitario che per quanto riguarda tutte le figure sanitarie, compresi i medici. Senza questo personale noi non saremmo in grado di garantire questi servizi sanitari. Cruciale la mancanza di personale, migrato anche per motivi economici dal pubblico al privato. Al finanziamento della sanità mancano, secondo i dati dell'ultimo rapporto CREA, almeno 50 miliardi per avere un'incidenza media sul PIL analoga a quella degli altri paesi. In provincia di Treviso ogni anno escono dall'ULSS 2 per turnover o pensionamenti 180 infermieri, le guardie mediche mancanti sono 139, 6 i pediatri, 10 i medici del 118. Io credo che siamo in regime rosso ormai da troppo tempo e se continua così andiamo a sbattere. La sanità pubblica, il servizio sanitario nazionale pubblico universale non si svende ma si difende e noi pensionati abbiamo intenzione di difenderlo fino all'ultimo. E rispetto al Covid abbiamo avuto, l'ho detto, un implemento del 30-20% di richieste in più rispetto al 2019. Però ci siamo dati questo obiettivo che è quello di sicuramente azzerare le D e poi ragionare sulle P. E devo dire che abbiamo già dato indicazioni ai nostri collaboratori che per esempio tutte le visite di controllo fatte per le patologie croniche vengono già prese in carico direttamente dallo specialista. Bellezza e coraggio a Venegazzu ieri sera per la quinta edizione della Forza in Passerella, sfilata di moda sostenuta da donne che hanno affrontato un percorso oncologico, obiettivo anche quello di raccogliere fondi per la LILT di Montebelluna. Questa è la mia quarta sfilata e sono super emozionata. È stata una forza perché le modelle sono, anche quelle che avevano già sfilato, sono bravissime, sono molto forti, molto coinvolgenti e poi ci sono Michela e Doris che sono veramente delle forze della natura, veramente. Ma è meraviglioso perché comunque è una distrazione, un modo anche di pensare diversamente. Quando sei solo è più difficile affrontare le cose. Qui ho trovato la forza con tante mie amiche per rinascere, veramente. È proprio una cura, non è una passerella, non è una sfilata, è una cura. Ricordati di vivere, il testimone complice invisibile. Sulle note di Ricordati di vivere di Giovanotti, la cornice è quella di Villa Gasparini Loredana di Venegazzu. La quinta edizione della Forza in Passerella. Sono 46 donne dai 23 ai 79 anni che hanno sfilato ieri sera con coraggio e determinazione davanti ad oltre 400 spettatori. L'evento itinerante vede come protagoniste donne che hanno affrontato una malattia e in molti casi stanno ancora vivendo un percorso oncologico. La forza, veramente la forza di donne che vogliono ritornare a risplendere, ritornando alla loro femminilità dopo aver avuto una diagnosi oncologica, perché la Forza in Passerella raccoglie qualsiasi persona, o meglio donna, che ha avuto questa diagnosi, che l'ha un po' spaesata, l'ha fatta sentire sola e in questo momento invece si sente emozionata, si sente felice. Sfilano insieme proprio per dare una testimonianza di come sia importante restare unite, di come sia importante trovare un'energia che scaturisce proprio dall'unione, che permette di affrontare con la massima energia questa battaglia, questo percorso così lungo. 6 comuni in campo per sostenere concretamente l'iniziativa. I proventi di quanto ricavato saranno devoluti alla LILT del territorio per realizzare il progetto di supporto psicologico per i pazienti e le loro famiglie presso la delegazione LILT di Montebelluna presente ieri sera. Sinora noi abbiamo avuto sempre delle persone che sono venute per grazie, però insomma, se invece noi abbiamo anche la possibilità o di dare un obolo comunque di stipendiare, sappiamo che per tutti i mesi dell'anno noi abbiamo una psicologa a disposizione per tutte le persone che ne hanno bisogno.
Dopo 4 anni di stop e con una versione rinnovata e ridotta per ragioni di sicurezza è tornata questa mattina la discesa folcloristica sul Sile, ironia e divertimento a colpi di pagaia e gavettoni con centinaia di persone arrivate sulla restiera per assistere allo spettacolo. Tra risate e immancabili gavettoni è tornata dopo 4 anni di stop la discesa folcloristica del Sile, versione e percorso aggiornato per la sicurezza, non più bizzarre imbarcazioni fai da te, vasche da bagno ma solo barche omologate, gommoni, dragon boat e canoe, ma travestimenti, ironia, battute e doppi sensi non sono mancati. Nel senso gommone che i popcorn per tutta la cittadinanza di Treviso e i limitrofi insomma, e suore perché Monegas è suore, giusto? Vi siete divertiti? Molto, sì, è stato molto divertente e rinfrescante. Grandissimo divertimento. Serviva a ritornare come una volta, dai. Molto bello. Il tema del vostro gommone? 80 voglia di 90. Abbiamo come sponsor anche Dixanal, che non si sa mai. E quindi è stato molto divertente e simpatico, dai. Soddisfazione per gli organizzatori di questa prima edizione rinnovata della discesa. Non era aspettato un pubblico così proprio massiccio. Le imbarcazioni sono state circa una trentina in acqua e i partecipanti erano su 270-300. Siamo felicissime. Dopo 4 anni finalmente un po' di persone sono venute qua a festeggiare tutte assieme e questo, è bello, è un'emozione. Tra gli organizzatori il Canoa Club Sile a sottolineare l'evento sportivo ma anche l'impegno per la valorizzazione del fiume. Noi più portiamo gente in canoa e più li responsabilizziamo per quanto riguarda avere un Sile guarito, cioè un Sile che sia dal punto di vista naturalistico al massimo a disposizione della popolazione. E dopo la discesa la festa è proseguita a suon di musica. E tra le imbarcazioni che oggi hanno partecipato alla discesa sul Sile, grande successo per la Dragon Boat che ha visto pagaiare 12 sindaci della Marca, non solo di comuni affacciati sul Sile, a fare gli onori di casa Treviso e Silea, ma poi c'erano Cappella Maggiore, Mogliano, Spresiano, Istrana, Casale, Monastier, Breda, Carbonera e San Biagio. Vediamo. Partenza! 1, 2, 3, siamo tutti sulla stessa barca! Entusiasti e bagnatissimi, tra i più applauditi i 12 sindaci della Marca che in Dragon Boat, fascia, tricolore e pagaia hanno partecipato alla discesa folcloristica del Sile. Mario Conte e Rossella Cendrona a fare da padroni di casa con il motto "Siamo tutti nella stessa barca". Siamo riusciti, grazie al Canoa Club, a trovare il giusto compromesso tra sicurezza e tradizione e quindi questa è stata l'edizione della ripartenza. Prossimo anno inviteremo tutti i sindaci del Veneto perché così si possono apprezzare le bellezze del nostro fiume Sile, divertirsi e anche fare tanta beneficenza. Bellissima questa discesa sul Sile, urlando siamo tutti sulla stessa barca, insomma, per dire che lavoriamo insieme, abbiamo gli stessi problemi ma ci aiutiamo e ci divertiamo anche insieme come in questa occasione, pensando anche al nostro bellissimo Sile. È una giornata stupenda. È una bellissima iniziativa, un bel messaggio, quello di far squadra tra di noi per amministrare il nostro bellissimo territorio. Ci siamo un po' bagnati ma ci siamo tanto divertiti e abbiamo lanciato anche un bel messaggio, tanta gente intorno alla riva del Sile ed è bello stare insieme, è bello lavorare assieme proprio per il territorio. E così tutti a pagaiare nella stessa direzione con una sfida già nel cassetto per l'anno prossimo. A pagaiare perché noi amministratori siamo sempre al fronte, tutti sulla stessa barca e ci sentiamo uniti da questo servizio al cittadino che diamo e quindi davvero non ci sono preclusioni, pagaiamo insieme per dare appunto sempre di più ai nostri cittadini nonostante insomma anche condizioni molto critiche. È un messaggio bellissimo per la ripartenza di questa splendida manifestazione per il territorio. La barca di Antenna 3 il prossimo anno vogliamo la barca di Antenna 3 con tutti i giornalisti, la redazione e in testa il direttore. No, e sarà
guerra dell'acqua tra barca dei sindaci e barca dei Uscirà giornalisti. la festa del gavettone e i sindaci si prenderanno cura dei giornalisti. Sì, molta cura, umida. Un esempio di come impegnare i ragazzi nella pausa estiva togliendoli magari dalla strada o dai social network è il progetto Ci sto a fare fatica, che quest'anno ha coinvolto 860 giovanissimi in tutta la Marca. Sì. 860 ragazzi della Marca pronti a fare fatica. Il format creato dalla cooperativa Adelante, nato nel Bassanese, è arrivato anche nel Trevigiano, raccogliendo dopo diversi anni un'adesione senza precedenti. Un'occasione per i ragazzi per trascorrere la pausa estiva impegnati in lavori socialmente utili, facendo qualcosa per la comunità, ma anche un'occasione per trascorrere del tempo insieme. Hanno tra i 14 e i 19 anni, guidati dai grandi, tutor tra i 20 e i 30 anni, e da un tuttofare per ogni gruppo di 10, sotto la regia della cooperativa Chiricù. Manuel Gazzola, padre e fondatore della cooperativa. È un progetto che proprio ha la capacità potente di mettere in relazione le varie generazioni, quindi c'è un tema di intergenerazionalità, di territorialità, perché sono ragazzi poi che con le scuole superiori poi rientrano nel proprio territorio e hanno la possibilità concreta di fare la loro parte, e dà valore alla fatica, ed è per questo il nome. La fatica è una cosa importante per raggiungere gli obiettivi, dei risultati belli e positivi per se stessi e per gli altri. A Castelfranco Veneto i ragazzi stanno ripulendo il sottopasso ferroviario per la tinteggiatura dei muri. Ariese e Pio X si sono dedicati alla manutenzione del parco salvo d'acquisto. Al termine del progetto ogni partecipante riceverà un buono fatica del valore di 50 euro, 100 euro per i tutor, da spendere negli esercizi commerciali del proprio comune. E questo aggiunge un tassello importante, mette in relazione anche i commercianti e le realtà produttive del territorio, che partecipano in modo magari un po' indiretto, però partecipano alla costruzione di questo progetto. I numeri che noi vediamo ci danno un elemento significativo. Questa è una generazione che ha voglia di mettersi in gioco, di darsi da fare e di contribuire al bene della propria comunità. Chiamata alle arti, torna il Giavera Festival, il tradizionale incontro tra culture giunto alla 28ª edizione. In un mondo in cui è difficile trovare pace, noi vogliamo una chiamata alle arti. Dal 7 al 9 luglio nel parco di Villa Wasserman torna il Giavera Festival, chiamata alle arti, il tema della 28ª edizione, per trasformare i partecipanti in artisti del quotidiano. L'arte dell'incontro, che si avvale anche dell'arte dello sguardo altrui, della parola in dialogo, del gesto che impara dai gesti degli altri. Tanti ospiti, tante culture, attori, scrittori, musicisti per affrontare assieme agli spettatori coinvolti direttamente i vari temi. Il tentativo è sempre quello di raccontare la cultura a 360 gradi, dagli incontri con gli esperti, alle cucine, alle mostre fotografiche, alle musiche, e quest'anno anche di nuovo con laboratori teatrali, con compagnie che arrivano dalla Svizzera, dal Burkina Faso, dal Marocco e da Bologna, il collettivo Cantieri Meticci. Tra i temi in programma il futuro dell'intelligenza artificiale e la questione femminile nei paesi mediorientali. In particolar modo ci sarà una serata molto interessante sulle questioni femminili, ma non solo, che riporterà l'attenzione all'Afghanistan e all'Iran e a quello che sta succedendo in quei paesi in questo momento, dove sappiamo che la questione delle donne è uno dei perni del malcontento, dei fattori di crisi in questi due paesi. Alla presentazione del festival anche Hassan Bilal e Mehmood Zahid, migranti del Pakistan ospitati nel centro d'accoglienza di Giavera. Qua ho trovato tante persone come mia famiglia. Tante persone che sono contento con loro mi hanno insegnato tante cose, anche loro mi hanno insegnato come che vivere in Italia. Festa grande oggi per i 106 anni di Angelo Peressini, nato a San Daniele del Friuli il 2 luglio del 1917. Angelo è il nonno più anziano della Marca, è stato festeggiato da familiari e amici, prima con la messa celebrata nella chiesa di Rua, poi con un pranzo conviviale in un ristorante di Godega. Angelo è stato per 7 anni militare, combattendo in Francia, Albania e Grecia. Nell'ottobre dello scorso anno, in occasione della festa degli artiglieri di Pieve di Solì,
Zurigo ha ricevuto attestato e medaglia d'oro. Da San Daniele del Friuli si è trasferito nel Trevigiano per motivi di lavoro. Vedovo, ha avuto 2 figlie, Adalisa e Rosella. Auguri di cuore naturalmente a nonno Angelo, il più anziano della Marca. Ed ora, come ogni domenica, siamo allo spazio con i servizi storici della nostra emittente. È di questi giorni la notizia che entro l'anno sarà obbligatorio indossare il casco quando si utilizza il monopattino elettrico, ma forse pochi ricordano che risale proprio a luglio del 1986 l'obbligo di indossare il casco per chi è alla guida di ciclomotori e motociclette. Da allora, nel nostro consueto servizio storico della domenica, torniamo a 37 anni fa e vediamo il servizio realizzato allora da Tino Giacomin, che abbiamo appunto ritrovato nelle teche dei telegiornali di Antenna 3. Primo giorno di operazione casco. Dalla mezzanotte di oggi la legge è entrata in vigore. Come hanno risposto i trevigiani? Appena l'altro giorno sembrava che nessuno fosse intenzionato ad accettare l'ingombrante accessorio. Ma noi siamo fatti così. All'ultimo momento ci si adegua, si mugugna, si protesta, poi si corre più vicino al negozio e ci si mette in regola con la legge. Così ecco la sorpresa. Questa mattina la stragrande maggioranza dei motociclisti aveva il bell'elmo sulla testa. Qualcuno si è dimenticato e ha voluto fare il furbo. Gli è andata male. Sono state fatte delle contravvenzioni, una per il casco e altra per lo specchietto retrovisore mancante. Il casco quanto gli ha dato? Beh, la contravvenzione è di 166.670 lire. La multa è salata, come abbiamo sentito. Pochi quindi hanno voluto rischiare. I più hanno accettato, magari con insofferenza, come questo passeggero che, come mostrano chiaramente le immagini, non si sente a suo agio sotto la cappa protettiva. È il simbolo del disagio che era stato espresso già nei giorni scorsi nelle interviste che avevamo raccolto. È scomodo, ci avevano detto molti ragazzi, e poi non sappiamo dove metterlo. Sarà scomodo, ma sicuramente è utile perché, come ha dimostrato l'esperienza in altri paesi, sono tanti coloro che verranno salvati. Numerose invece le infrazioni per quanto riguarda lo specchietto. C'è molta confusione a questo proposito. Abbiamo chiesto ai vigili di chiarire le idee. Lo specchietto deve essere posto sia sui ciclomotori che sui motocicli. Deve essere uno posto sulla sinistra e il doppio specchietto retrovisore è previsto solo per i motocicli che sviluppano una velocità superiore ai 100 km/h. La legge questo ancora non lo prevede per i 2 specchietti delle moto. Sono delle convenzioni CE che però noi sulla legge non l'abbiamo trovato. Comunque, se ci sarà qualche modifica, noi ci atterremo a quello che è la modifica. Quindi intanto è importante averne uno? Senz'altro. La signora è una delle tante che si è dimenticata della legge. La multa è inevitabile. Tutto sommato è andata bene. I trevigiani hanno accettato, come si è detto, la legge. Giovani e anziani da oggi non mostreranno più in strada il volto. Cerchiamo di vederlo noi, oggi, questo volto nascosto dal casco. Cosa sta pensando? Bene, allora siete troppo caldi. Ormai è fatta. Se il buongiorno si vede dal mattino. Ed è tutto per questa edizione dei nostri notiziari. Grazie per essere stati con noi. Come sempre un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est. Arrivederci, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica non è forte, tempo in prevalenza buono, ma con qualche disturbo. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 3 luglio. Sul Veneto spazi di sereno più significativi fino alle ore centrali della giornata. A seguire avremo addensamenti nuvolosi sui rilievi con precipitazioni, poi in locale propagazione alle aree pianeggianti limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 16 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 25 e i 30 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato, cielo variabile in montagna con rovesci e temporali possibili dal pomeriggio.
Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno sole e nubi e nel pomeriggio saranno probabili dei temporali. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.